Una domenica pomeriggio trasformata in tragedia. Sono da poco passate le 4 quando la statale 51 fra Santa Croce del Lago e il Bivio per Farra dal Pago diventa il mesto teatro dell'ennesimo violento impatto tra una moto e un'automobile. In sella alla prima c'è Matteo Denesse, 19 anni appena, residente a Cornei. Il giovane stava percorrendo la statale in direzione Farra quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua moto finita sulla carreggiata opposta in prossimità di una semicurva, mentre sopraggiungeva un automobilista che non è riuscito ad evitare lo scontro. L'allarme è immediato e a chiamare i soccorsi sono gli amici che viaggiavano con Matteo. Arrivano i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM e l'elicottero Leone decollato da Treviso. I medici tentano a lungo di rianimare il ragazzo, ma le ferite riportate nella collisione sono troppo gravi e per il 19enne non c'è nulla da fare. La statale viene chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia Stradale di Belluno, chiamata ora a chiarire l'esatta dinamica dello scontro. Lievi invece le conseguenze per l'automobilista coinvolto. La notizia della morte di Matteo Denesse si diffonde rapidamente in tutto l'Alpago. Studente del liceo artistico di Vittorio Veneto, aveva appena concluso il suo percorso scolastico e dal 18 giugno avrebbe affrontato l'esame di maturità. Sconvolto il sindaco Alberto Peterle. Siamo ancora tutti sconvolti per quello che è successo ieri e in questo momento sì, non possiamo che stringerci attorno alla famiglia, attorno ai genitori, attorno ai fratelli che sono stati colpiti da questo fatto gravissimo e da questa tragedia che insomma non ha poco sì, di sensato. Un dolore indicibile per l'intera comunità a fronte di una vita piena di progetti e aspettative spezzata all'improvviso sulla strada. Matteo Denesse lascia i genitori e i suoi 2 gemelli, Alessia e Victor. A loro il pensiero del primo cittadino di Alpago. Adesso secondo me è il momento del dolore e del rispetto, poi capiremo effettivamente perché quel tratto di strada non è la prima volta che purtroppo ci fa riflettere insomma, su questi episodi.